Salvatore Garau, dopo 8 anni, torna a Venezia presentando Tiepolo in divenire, un'unica grande tela di 300 x 260 cm dominata dal colore viola, spirituale per eccellenza, il cui soggetto ricorda una tipica visione prospettica che dal basso va verso l'alto. Dal 4 giugno al 27 novembre l'opera dell'artista di Santa Giusta sarà esposta presso le corderie dell'Arsenale. Un'opera volutamente aperta, che sarà frutto dell'interazione con il pubblico. Pensa che ho dovuto fare 3 giorni di prove per capire quanta colla dovevo mettere. Il quadro è infatti caratterizzato da 2 strati di colore. La pittura sottostante, realizzata con colore acrilico indelebile, è coperta da un secondo strato a tempera, che sarà invece soggetto a un continuo mutamento da parte del pubblico. Abbiamo cancellato. Il primo ad intervenire sul quadro, Vittorio Sgarbi. Insisti su alcuni, comincia a sciogliersi la pittura, sotto di questa ce n'è un'altra che ne nascerà, sotto la tempera ci sarà una pianta. Chiunque dopo di te, questo è il varo di una nave, potrà intervenire e disfare tutto.